Ok, siamo arrivati. Allora ho chiesto per Pinzano, ho superato Pinzano e lì ho trovato il cimitero il cimitero dei tedeschi della prima guerra mondiale. Poi sono tornata a Pinzano, ho domandato dove potevo trovare questi bunker e mi hanno mandata su questo posto qui. Mi hanno detto che qua sono. Ho chiesto se potevo entrare, mi è stato detto di sì, quindi adesso qua c'è un'altra stradina che porta su, non so da dove porti, dopo andrò a vedere anche sopra lì se riesco a uscire dopo dal bunker. Qua ci sono due porte scardinate, non so chi le ha buttate giù e andiamo a vedere dentro qua che cosa c'è. Teoricamente qua dovrebbero esserci bunker, però non so perché le hanno buttate giù ste porte. Diciamo che poi ci sono questi altri, vedo fuori queste prese d'aria, credo che siano o feritoie, non riesco a capire. Vediamo, non so se, come non capisco il generatore che c'è dentro qui cosa faccia andare. Sentite il rumore, quindi c'è qualcosa di elettrico dentro lì che non ho idea, e andiamo a vedere dentro qua cosa c'è. Devo tirare su lo zaino che ho aperto l'attrezzatura, tiro fuori adesso tirerò fuori il K2, un faretto per far luce, e poi cosa posso mettere? Potrei portarmi via il laser e vediamo un po',
e magari anche mi porto via già il spirit box per vedere se riusciamo a... Ok, a dopo. Ok, presa attrezzatura, adesso andiamo a vedere cosa troviamo dentro lì, se è veramente un bunker, perché non so, lasciarlo così incustodito mi pare tanto strano. Ok, andiamo. Qua per terra c'è un disastro, passo in parte alla porta. Ah no, sembrava... Allora, vediamo un po'. Andiamo avanti con questo intanto, per vedere se troviamo... Wow, odore di stantio, ma forse è meglio che apro il... intanto questo, che così vedo. Non è il caso che uso questo adesso. Lo metto giù, scusate perché adesso ho due mani, sono da sola, solito discorso, ed essendo da sola non posso, un po' di pazienza, adesso attacchiamo il faretto, ok. Se c'è qualcuno qui può parlare nella telecamera per favore. Qui non so cosa c'era, hanno rotto per vedere dentro probabilmente, ma non saprei a cosa servisse questa cosa qua. Hanno rotto diverse parti dei muri, probabilmente per scoprire se c'erano altre cose, ma non saprei. Qui. Ah, io sto guardando come voi, perché non potendo entrare con la testa non so cosa c'è in questa zona qua. Vedete, hanno fatto buchi per vedere se c'erano probabilmente altri passaggi. Ah, ecco che mi ammazzo. Probabilmente altri passaggi, ma non ce n'è. Hanno usato come discarica, tanto per non sbagliarsi. Non so se questi sono reperti dell'epoca o li hanno portati poi. Ora c'è questo stretto tunnel che proverò a... Ah, ecco perché, vedi, c'è una stanza in effetti qui che è stata chiusa. Non so cosa c'è dentro. Beh, vedrò quando guarderò il filmato a casa. No, più di così non riesco a entrare perché è alta la finestrella, come vedete, su piccolina. Uno più alto probabilmente ci sarebbe anche riuscito. Qua c'è un altro tunnel. Qui cosa c'è? Faccio uno stretto passaggio, qua un altro fa vedere probabilmente quella stanza, hanno rotto per vedere dentro qui cosa c'è, ecco. Qui probabilmente c'era qualcos'altro, ma non saprei dirvi perché è stato chiuso tutto. Non so se porta in altre parti della montagna. Scusate, ma per terra ci sono sassi di tutte le dimensioni, perché hanno praticamente spaccato per vedere dentro cosa c'era. Adesso mi avvio dentro qui. Ah, la miseria, l'hanno chiuso e niente, hanno chiuso tutto. Che peccato. Il bunker c'è, ma è inaccessibile. Per quello non ho lasciato le porte aperte, perché tanto chi se ne frega, più di questo, più di qua non vai. Nemmeno in quella stanza lì ti fanno stare. Che peccato, che peccato, che peccato. Veramente un gran peccato. Ah no, vedi, ti porta in questa stanza qua, quella che è aperta, ok. Probabilmente hanno chiuso per la sicurezza di chi
Allora, facciamo una cosa seria. Mi metto qua perché qua non so dove appoggiarmi. Prenderò, anzi no, appoggio qui sulla ruota, metterò il faretto che fa luce e apro lo spirit box. E non solo lo spirit box, voglio aprire anche questo a vedere se... che peccato, veramente tantissimo, un peccato grande, grande, grande. Allora, proviamo a mettere questo qua così e vediamo se ci sono. Ora prendo il K2, se mi ricordo dove l'ho messo. Eccolo qua, quello nello zaino, no, nel marsupio. Lo mettiamo, intanto vediamo se qua ci sono fili. No, non c'è corrente, perfetto, anche se la corrente nella stanza di là non arriva qua, perfetto. Quindi mettiamolo appoggiato qua, ok, K2 l'ho messo appoggiato su quella pietra, ben lontano, dove c'è il faretto, e adesso se c'è qualcuno qui potrebbe toccare quello strumento che è per terra con la lucina verde, per piacere, quello lì, non quello sulla ruota, quello che è lì, su quel sasso. Lo toccate per cortesia, per farmi vedere che ci siete, se ci siete. Se volete parlate anche nella telecamera. Avete combattuto in questo bunker? Siete morti qui? Potete per cortesia rispondere accendendo la lucetta che è lì, toccando quello strumento e facendo accendere quelle lucette che sono su quello strumento. Non vi fa niente, è solo luce. È una lucetta che con la vostra energia si accende. Rivela la vostra presenza e si accende. Per cortesia potreste farlo. Poi se passate in mezzo a tutte queste lucette verdi, ancora meglio, così riesco a vedervi con la telecamera. Mettiamo in una posizione dove riesco a vedere entrambe le cose, se si riesce. Ok, forse ce la facciamo. Ok. Riuscite a farmi questo piacere? Se avete qualche messaggio da dire, ditelo dentro su questo strumento qui che vi registra. Questo è un uccello che sta cantando fuori, non so che uccello sia, ma è molto fastidioso. Lasciate un messaggio nella telecamera per piacere. Adesso uso uno strumento un po' rumoroso e serve per comunicare con voi. Potreste per favore toccare quello aggeggio lì che è sul sasso? L'aggeggio molto professionale, Questo è il rumore della cassa che si accende. Ok, mettiamo appoggiamola qui dove c'è. Per fortuna che il filo è lungo. Ecco, neanche finito di dire, per fortuna che il filo è lungo ed è caduta la cassa. Ok. Giù. Ecco, bravissimo. L'ombra che avete visto davanti al laser è la cassa, è il filo della cassa, quindi non ci sono entità in questo momento, almeno io non ne ho viste che siano presenti adesso, cioè che io abbia fatto caso. Adesso accendo.
qualcuno in questa stanza, in questo bunker? Sento dei rumori come degli spari. State sparando? Qualcuno mi può parlare? Qualcuno può parlarmi? Qualcuno è rimasto qui? C'è qualcuno rimasto in questo bunker? Potete parlare con me? Ragazzi, sento la presenza di qualcuno qui, ma il posto è molto piccolo, per cui se ci fosse qualcuno con me lo vedrei. Vado a vedere, ma obiettivamente io non vedo nessuno. C'è qualcuno qui? Se ci sei, perché non mi parli? Io non sono un soldato, sono un civile, non posso farti del male, non sono neanche una partigiana, quindi sono nata molto dopo che è finita la guerra, ormai la guerra è finita. Ne sono iniziate molte altre, ma lontane da qui. Vieni a parlare degli strumenti che ho in mano, per favore. Comunica con me, non voglio farti del male. Adesso riaccendo lo strumento, parla attraverso questo strumento, fa un po' rumore, può farti paura, ma non ti fa nulla, è solo rumore. Lo riaccendo, No, veramente l'ho spento. Ecco, adesso devo accendere la spirit box. Adesso riaccendo, non aver paura che riaccendo. Attenzione. Qualcuno in questa stanza, in questo bunker? Mi rispondi per favore? Lo so che ci sei. Rispondi? Quelli che sento sono spari. C'è questa? Mi sembra che qualcuno stia cercando di parlare.
italiani. Qui è dove tenevate le armi? Dove dormivate? Che posto era questo? Provo a cambiare. Va meglio così? Riuscite a parlare qua? Su questa frequenza? Riuscite a parlare su questa frequenza? Così va meglio? Con questa frequenza riuscite a parlare? Ok, allora parla. Chi sei? Come ti chiami? Io mi chiamo Lina, non sono un soldato. Vedi che non ho armi. Quelle che ho in mano sono strumenti per registrare, per portare testimonianza. Sai? Riesci a parlare così? Mi dici come ti chiami? Non l'ho sentito fino adesso. Presentiamoci. Sento che stai parlando, ma è difficile. Prendi energia dalla strumentazione, da quel strumento che si sacco. Vai a prenderla lì l'energia. Tocca quello strumento laggiù, quello con la lucina verde, appoggiata al sacco, al mattone, cos'è? Magari prendendo quell'energia lì riesci a parlare. Farti sentire meglio. Mi racconti la tua storia o la vostra storia? Sente che stai parlando, ma non si capisce cosa dici.
provo a cambiare di nuovo frequenza e poi casomai mi senti adesso? Riesci a parlare? Prova a parlare. Così testo lo strumento. Come vedi non ho aspettative, quello che vuoi dire di... Dai, e cosa facciamo? Proviamo a usare un altro strumento, ok? Ok, dai. Mi sembra che con questo hai delle difficoltà oggettive. Ok, chiudiamo. Allora, con questo strumento, probabilmente perché non c'è canale, infatti siamo sotto la montagna, un pezzo di montagna, non tantissimo, evidentemente va a interferire col segnale radio, quindi non avendo un segnale radio su cui appoggiarsi non possono parlare. Allora proveremo adesso con l'Ecovox, speriamo che non ci sia lo stesso problema. Adesso lo riaccendo, se mi ricordo dove ho messo il cellulare, lo riaccendiamo e vediamo se c'è in tasca, un attimo, lo riaccendo e vediamo se riesco a tirarlo via dalla tasca intanto. Ok, perfetto, un attimo che si accende il cellulare, facciamo un po' di tempo, ok, un attimo che carica, tanto vado a cercare l'Ecovox e speriamo che ok, start, ok, con questo forse questo è l'Ecovox. Prova a parlare con lo strumento che ho in mano in questo momento. Come ti chiami? Violina, tu? Prova a ripetere il mio nome per piacere, per testare lo strumento.